un passato proprio nel mondo del motociclismo, a contatto che con grandi biker come Loris Capirossi, Valentino Rossi, Max Biaggi. Ecco, che ricordi hai di quel mondo? I ricordi belli perché vissuti nell'epoca d'oro, quando il motociclismo era vero, sano, e quindi la fortuna di capitare, direi, a contatto con piloti che hanno vinto decine di titoli del mondo, assolutamente bello. Allora, erano anni dove io ci sono capitato un po' anche per sbaglio, venivo dal mondo del motocross, guardavo il moto da corsa, Kenny Roberts, Randy Mamola di quegli anni, e stiamo parlando del 1990, 89, 88, quando l'Aprilia stava cominciando a crescere, era qui vicina, mi hanno contattato perché hanno visto che già lavoravo per un team nel moto mondiale e sono entrato lì, vorrei dire quasi per sbaglio, nel 90 proprio. Ci sono rimasto per 12 anni e mi occupavo di tutto quello che era la parte ricerca e sviluppo della parte termica del 125 e del 250 ufficiale, con i piloti all'inizio Ruggiat, che era un francese che andava molto forte, e poi insieme a Reggiani fino al 93, e poi 94, 5, 6 con Biaggi, 97, 98 con Arada, Capirossi, e nel 99 Rossi. Nel 2000 sono diventato il responsabile del team interno per quel che riguarda la parte motore e lo sviluppo della 2,5 ufficiale con Lucchi, che era il nostro pilota collaudatore, tra l'altro un pilota tester che andava molto forte, vinceva le gare del campionato del mondo in Italia. E tutti i piloti di quel calibro naturalmente che erano passati là all'Aprilia erano passati più o meno tutti, perché Capirossi, Rossi, Biaggi e via dicendo, piloti talentuosi, quindi vorrei dire uno più bravo dell'altro, dopo più o meno simpatici, ma alla fine tutti talentuosi. E nel 2000, come dicevo, sono diventato il responsabile del team interno. Anche lì stava un po' cambiando, dal 98 in poi le cose nel campionato del mondo stavano un po' cambiando e io mi stavo già guardando un po' intorno, ma alla fine poi quando vivi dentro quell'ambiente da molti anni non è proprio facile uscire, e stava andando ancora tutto abbastanza molto bene, finché un giorno ho preso la decisione, comunque è stato il 2001, per varie vicissitudini un po' volevo guardare un po' fuori, però non ci sono riuscito perché sono uscito dal cancello, ma alla mattina stessa mi ha chiamato Cecchinello, aveva un mega team, correva all'epoca con Safilo e lui correva ancora, e mi ha chiesto di fare da capotecnico per quel che riguarda sempre la parte motore a lui, De Angelis nella C95, questo era l'anno 2002, e a Stoner e Ceca nella 250. È stato un campionato bello, andati forte, hanno vinto. Sono uscito dall'ambiente Aprilia dopo 14 anni e ho lavorato un anno con Yamaha, la Fantic. Nel 2008 e 2009 è arrivata una grossa azienda cinese che insieme a Jan Witteven, che era poi il nostro supremo, diciamo, ingegnere di Aprilia, ci aveva chiesto di fare un progetto assieme. Abbiamo partecipato, io mi occupavo di tutto quello che era ricerca e sviluppo e realizzazione del motore elettronica di questa 125, il team era fatto in Inghilterra, ad Dartford, e quindi facevo la spola, metà stagione, metà settimana a casa, 3-4 giorni, metà settimana in Inghilterra per i test e quant'altro, poi tutto il campionato del mondo, 2009. Nel 2010, come dicevo, ha cominciato questo mondo del quattro tempi, allora abbiamo detto vabbè, proviamo a farci noi anche la moto, no? E a cercare gli sponsor, ma comunque negli ultimi anni le sponsorizzazioni stanno calando, è stato veramente difficile. Le abbiamo fatte, non siamo riusciti a partire per quel che riguarda il campionato del mondo, e quindi da lì, da un po', cominciavo a girarmi intorno per dire ma ho veramente voglia ancora di fare questo? Ho un figlio che sta diventando grande, abito in un territorio di cui ne sono fiero, voglio dire, mi piace tutto quello che abbiamo qui, e quindi pensavo di fare qualcosa a casa, fuori da quello che era il mio, insomma, attuale mondo delle moto, e penso a un'idea che però non è facile, perché a 50 anni inventarsi un mestiere non è proprio così, specialmente dopo un trascorso, insomma, a un livello importante, no? E invece no, ho conosciuto per caso una persona e nasce una nuova attività in un altro settore completamente diverso. Si chiama Huracan, ha un significato, viene dal dio dei venti a zecco e quant'altro, quindi è nato un prototipo. Quando l'abbiamo messo in acqua ci siamo resi conto che di fatto potevamo fare qualcosa, all'inizio con un sacco di problemi, e allora abbiamo deciso di fare una società. Da quel giorno, che era il 2011,
Praticamente sono 8-9 anni che stiamo investendo a 360 gradi in tutto questo nuovo settore, che è tutto quello che è mobilità elettrica. L'obiettivo era, dopo aver fatto qualche prototipo, fiere e ricerche varie, di capire qual era il segmento dove entrare in questo mondo elettrico, che inizialmente era proprio idea marina. Abbiamo capito che c'era una sorta di potenza dove noi volevamo lavorare e ci siamo concentrati su quella. Lungo la strada, naturalmente, dopo tante informazioni e tante spese in tutto questo mondo elettrico, ci siamo resi conto che avremmo potuto fare anche qualcosa in più, non solo la mobilità marina, nautica, ma anche qualcosa nel terrestre, no?